Grazie Presidente. Io ho ascoltato interventi del relatore e del Presidente Zaia, francamente trovo fuori luogo l'enfasi con cui è stato salutato un provvedimento che sicuramente era da lungo atteso, 16 anni dall'ultimo provvedimento, almeno 10 di necessità di essere rivisto, e che aveva suscitato proprio per questo molte attese, che io vedo nella sostanza deluse tutte o quasi tutte. Le attese era che ci fosse un piano che affrontasse il tema dell'ingerenza politica negativa sulla gestione della sanità, ingerenza politica, non scelte strategiche, ingerenza sulle cose gestionali che hanno ammalato, che sono una piaga della sanità nazionale e anche veneta, sulla riorganizzazione delle USL, dei presidi ospedalieri e dei distretti, sulla scala demografica, pertanto sia amministrativa, sulla scala demografica della gestione dei servizi, soprattutto quelli non sanitari ma dei servizi di sistema, sui nuovi criteri di riparto del fondo regionale. Penso che qualunque collega che onestamente valuti queste 5 cose che io ritengo criteri fondamentali per valutare il piano possa dire che non cambierà niente domani. Non diminuiranno le USL nonostante i numeri dati dal libro bianco, perché la miriade di eccezioni, salvaguardie, fatto salvo, eccetera, impediranno l'attuazione di quel ridisegno che era stato fatto. Non diminuirà pertanto il numero dei dirigenti, dei direttori, dei coordinatori, dei funzionari, dei sottofunzionari, dei sottocoordinatori che contribuiscono ad appesantire la macchina amministrativa, una macchina già grassa e ingolfata di burocrazia, e pertanto conserveremo integralmente il sistema gestionale attuale. Non diminuiranno né verranno riconvertiti gli ospedali, diciamocelo chiaramente. Tra le strutture gestite direttamente, è vero che ne abbiamo chiuse in epoca assai remota 41, ma tra quelle gestite direttamente, quelle private, cliniche, ospedali, sono più di 100 quelli che sono presenti nel Veneto. Sono troppi, lo abbiamo detto, per garantire una qualità al sistema. Sarebbero ancora troppi metà di questi. Anche in questo caso il principio universalmente riconosciuto che ogni metro quadrato della nostra regione ha una specificità e una necessità di deroga impedirà qualunque azione seria. Non si accorperanno né si razionalizzeranno le maggiori fonti di spreco. Si potevano unificare la tesoreria, si potevano unificare la gestione del personale, il trattamento, le paghe. Vengono mantenuti tutti i doppioni di servizi anche a pochi chilometri di distanza, indipendentemente dalle belle parole che abbiamo sentito. Resterà parcellizzato e non coordinato un sistema di laboratori, analisi, eccetera, che invece, proprio per permettere quello che poi richiamiamo con l'ordine del giorno, cioè che i macchinari siano concentrati, specie quelli costosi, specie quelli di alta qualità, perché possono lavorare anche su 2 turni, eccetera, eccetera, non saranno, perché saranno ancora parcellizzati, frammentati e pertanto non potranno funzionare più di 3-4 ore al giorno perché il personale è quello. Non sarà dato il via al principio della spesa dei costi standard, perché al di là delle parole, anche qui col meccanismo delle deroghe, delle funzioni, delle specificità, ci saranno tante parole di costi standard, ma il riparto anche l'anno prossimo e anche l'anno dopo verrà dato col criterio del chi ha avuto e del che altri chi secciava. No, chi ha avuto e gli altri niente, sono francese.
E in questo modo la differenza, qui non c'è il relatore Padrin, ma il costo di medio per residente della sanità, che tiene conto pertanto, perché è proprio il costo anche della mobilità passiva e delle altre voci non coperte dal finanziamento regionale, perché c'è anche questo costo che va tenuto conto, secondo gli studi della Regione, dati ufficiali, va da 1.680-1.670 euro pro capite della USL, che a costo minore, era 4, a 2.600, 2.570, 2.580, cioè la differenza è molto maggiore di quella che ha detto, ed è una differenza che evidentemente nasconde sprechi inaccettabili, perché non è possibile che ci siano questi dati tra USL che erogano lo stesso servizio. Tra la USL, prendiamo un dato, il rapporto dipendenti ogni 10.000 abitanti. Andiamo da 48 per la USL, che ha il rapporto più virtuoso, a 175, da 48 a 175. Prendiamo il personale dipendente per la funzione, o meglio, prendiamo il personale dipendente per i distretti, cioè quanto personale viene destinato ai distretti. Andiamo da 3 dipendenti ogni 10.000 abitanti a 23 dipendenti ogni 10.000 abitanti, da 3 a 23. Allora dico, vabbè, sarà perché ne ho meno sugli ospedali? No, vado a leggere i dati sugli ospedali, il rapporto è che quelli che hanno meno dipendenti sui distretti sono anche quelli che hanno meno dipendenti sugli ospedali, sulla funzione ospedaliera, e viceversa, quelli che hanno più dipendenti sui distretti sono anche quelli che hanno più dipendenti sulla funzione ospedaliera. C'è qualcosa che non va, il piano non dice come affrontare questo, che è quello che doveva fare il piano. Non solo non dice, cioè pazienza non dicesse come non affrontare questi problemi, perché ci darebbe la possibilità di affrontarli. Dice esattamente come fare perché questi problemi rimangano intatti, cioè ti obbliga a non affrontarli in molti casi. Perché non, col sistema dei 1000 campanili, non permetterà che si affondi il bisturi sulla parte rimovibile della spesa e pertanto imporrà che la spesa cioè che il sistema venga soffocato tutto. Perché, voglio ricordare, è stato detto ma forse non abbastanza, che noi abbiamo una macchina sanitaria complessiva che negli ultimi 10 anni, prendiamo i dati misurati dal 2000 al 2009, ha quasi raddoppiato la sua spesa, è passata da 4 miliardi e 3 a 8, è passata da 4,3 a 8. La spesa sanitaria nella Regione Veneto in quel decennio è aumentata del 9% in media ogni anno. Nel quinquennio 2005-2010 ha rallentato un po' ed è aumentata solo del 5% ogni anno. Noi abbiamo una macchina che è organizzata per crescere ogni anno di questa misura, solo che le risorse quest'anno sono aumentate dell'1%, l'anno prossimo diminuiranno. Allora, in un meccanismo di questo tipo, in cui noi avremo le risorse che diminuiranno di certo, i bisogni che aumenteranno di certo, non intervenire sui meccanismi di spesa organizzativi significa
inevitabilmente dover agire sulle altre due leve. Una è quella dell'aumento dei ticket o della partecipazione dell'utente, piazza o non piazza Presidente Zaia, l'altra è quella dell'impoverimento sistematico del sistema dei servizi. Allora, concludendo, il nostro giudizio non può che essere negativo sull'assenza di coraggio che è mancata. È negativo anche perché per come è andata la discussione, per la storia degli emendamenti, eccetera, par già di vedere nascere, a fronte dei problemi gravi che il sistema avrà già dall'anno prossimo, lo scaricabarile di responsabilità di un piano che per i pochissimi meriti sarà di tutti, ma che sicuramente per i problemi che creerà non sarà né del Consiglio né della Giunta, ma sarà della Commissione, che però è sul parere del Presidente della Giunta, che però. Questo non è un sistema che aiuta la chiarezza. Mi dispiace non c'è Padrini, ha parlato del vetro e di queste cose qua, non è vero. La gestione, l'attribuzione, questo è intorbidare il meccanismo delle responsabilità e nascondere le responsabilità, non renderle evidenti. E mi dispiace anche di dover concludere con un riferimento alla modalità con cui sono usciti questi emendamenti e questo tentativo di raddrizzare almeno la questione delle responsabilità, caro Presidente, perché la sanità del Veneto e in genere il Veneto non si governa con la conferenza stampa del martedì mattina, non è sufficiente. Servono le leggi, servono le delibere, servono i provvedimenti che incidono direttamente sulle scelte da fare. Queste sono scelte che non sono adeguate alla gravità della situazione che abbiamo. È un piano, così come ci è stato consegnato, che oltre che essere una colossale occasione persa, rappresenta a nostro giudizio anche il primo vero, clamoroso fallimento politico di questa maggioranza su quello che è invece l'atto più importante che il Veneto aspettava.